È un'ondata di furti senza fine, quella che si sta registrando nel territorio bassanese e marosticense. La gente ormai è esasperata, la rabbia cresce, come crescono la paura e la preoccupazione per un fenomeno che non accenna a diminuire. Ieri sera i ladri hanno colpito in alcune abitazioni di Pianezze, in via Pilastro, sono entrati nella casa della famiglia Fantinelli. E la moglie e quei bambini sono andati a prendersi una pizza. Io avevo staccato la notte il giorno prima e avevo anche un po' di febbre. Ieri sera ero a letto e questi sono entrati. A che ora? Era verso le 6:30. I malviventi sono arrivati fino alla camera dove Damiano stava riposando, sotto le coperte. Hanno girato intorno al letto, intorno a lui. Io ero a letto perché gli hanno proprio strappato il comodino a mia moglie e lo hanno portato fuori. Che cosa vi hanno rubato? La bambina, braccialetti, anelli, anche la moglie, braccialetti, orecchini, tutta roba di oro. Con ogni probabilità, quando la moglie e i figli sono rientrati, i ladri erano ancora dentro in casa. E il cagnolino, appena che è sceso dalla macchina, è venuto su per le scale, tutto righiando, che aveva sentito che erano ancora dentro. Quindi erano ancora dentro quando è arrivata sua moglie con i bambini? Sì, Quanta amarezza c'è? tanta. È una ferita? Rabbia. Tanta rabbia anche. Più rabbia, più dolore? Sì. E mi diceva mi sono arrabbiato anche con i carabinieri ieri sera. Sì, è la storia che insomma non siamo tutelati alla fine. Sentiti indifesi? Dobbiamo mettere su telecamere, allarmi, tutto del genere. Le telecamere dei vicini hanno ripreso i ladri mentre entravano nella proprietà della famiglia Fantinelli facendosi luce con delle torce. Non so più cosa dire. E io mi alzo alle 4 del mattino e vado a lavorare. E vado anche alla notte e adesso ho paura. Lascio a casa la moglie con 2 bambini. Queste persone che entrano anche se sei a casa. Dove siamo arrivati?